Buonasera a tutti. Catapulta edizione notturna per questa serata un po' in compagnia del sottoscritto Zaffarano Federico, non solo la domenica per questa settimana, ma anche il martedì sera. Spero che questa cosa vi possa far piacere, perché da qui fino alle 10:30 sarò io a farvi compagnia. E un ringraziamento per gli arrangiamenti tecnici a Roberto, che oggi ci segue dalla regia, come è stato tra l'altro per domenica scorsa, dove ci siamo parecchio divertiti su un po' di tematiche, diciamo un po' così, scottanti per il periodo, e non solo, anche per la tematica. Però oggi, va bene, affronteremo altri temi, altre chiamate, perché comunque è giusto che sia così. Come sempre Radio Padania è un organo senza filtro, quindi vi ricordo subito quelli che sono i nostri numeri, e cioè, se volete chiamare, il numero è 0266203529, mentre invece se volete mandare dei messaggi il numero è 346 64 277 56. Molto bene, allora iniziamo a introdurre quella che è la puntata speciale di oggi. Avremo più avanti un ospite che ci racconterà un paio di cose direttamente da Regione Lombardia. Ci sono notizie fresche, purtroppo quando si parla di Regione Lombardia abbinata a quello che è lo stato centrale del governo Renzi, non abbiamo buone notizie, però sarà interessante conoscere le notizie, che come sempre qua va un ringraziamento che lo ricorderò anche dopo, che va al nostro Fabrizio Cecchetti, vicepresidente del Consiglio regionale lombardo. È giusto dare, perché quando gli si chiede un intervento è sempre molto disponibile e sempre molto pronto. Parleremo sicuramente di quello che è successo oggi con la protesta degli insegnanti contro il governo Renzi. Poi c'è anche la questione dello sblocco della rivalutazione degli assegni previdenziali, cioè di questo smussamento della riforma Fornero. Insomma, gli argomenti sono molto 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 corposi. Io però partirei da ricordare un'iniziativa che è stata fatta ieri a Milano con Matteo Salvini, con Noi Giovani, sempre presenti, dove abbiamo manifestato per dire basta a quanto accaduto negli scorsi giorni a Milano. Chi mi segue e chi segue più in generale tutti i mezzi di informazione saprà benissimo di quello che sto parlando, cioè dei cari amici dei cessi asociali, definiamoli con i loro nomi, hanno fatto per le vie di Milano. E io chiederei al regista se mi può dare una mano. Io farei partire un contributo di oggi, dove c'era dove abbiamo Gianmarco Centinaio, capogruppo al Senato, dove chiede una mozione di sfiducia contro Alfano, e ribadisce quello che dicevamo domenica, e cioè che è stato Roberto Maroni a presentare questo 1,5 milioni di euro per i danni causati da queste persone. Lo sentiamo subito. 2.558 più 4.000 più 2.000 forze dell'ordine, più il casino che è successo a Milano. Come sempre, signor Renzi si distingue rispetto agli altri, un fenomeno nella comunicazione. Il Partito Democratico milanese, visto che erano 4 teppistelli, nessuno tocchi Milano, un altro tweet, fenomeni nei tweet. Mentre voi twittate, Maroni ha messo a disposizione 1,5 milioni di euro per la gente di Milano. Mentre voi applaudite, Regione Lombardia ha messo a disposizione i soldi per i milanesi. E quindi, signor Ministro, a questo punto non possiamo far altro che presentare una mozione di sfiducia nei suoi confronti. Chiediamo ai colleghi di tutti i partiti, di tutti i gruppi parlamentari, di sottoscriverlo, e sottoscriveremo qualsiasi mozione di sfiducia venga presentata anche dagli altri gruppi parlamentari. Signor Ministro,
Lei non merita quel posto, se ne vada prima che venga presentata la nostra mozione di sfiducia. Grazie. Prego, intervenite. Vado. Ecco, chiudiamo con, purtroppo dalla radio ha un limite che è quello della figura, cioè non si poteva far vedere quello che era lo striscione con scritto Alfano di Mediti. Sicuramente avrebbe fatto più bella figura se si fosse dimesso, perché oramai abbiamo più e più prove di quello che Alfano fa e anche di quello che Alfano soprattutto non fa, cioè il ministro dell'interno di un paese, perché da una parte abbiamo questo tipo di problematiche legate alla sicurezza che è un po' ballerina, molto probabilmente perché c'è chi dall'alto, no? Quando si chiede conto bisognerebbe andare a quella che è la regia di queste cose, quindi al Ministero dell'Interno, e invece da quello che fa. E io adesso ho qui davanti un articolo di oggi di Libero, imposizione del governo, 9.000 profughi da piazzare, 100 per ogni provincia. Cari signori, già ne avevamo parecchi, è evidente. Qui però altro che invasione, qui bisognerebbe molto probabilmente andare addirittura a coniare una nuova parola per veramente descrivere quello che questo governo sta facendo, perché cioè, qui è evidente. Poi tra l'altro io adesso voglio vedere cosa succederà per gli aspetti legati a quelli che sono gli assegni di rivalutazione, e cioè andando a modificare questa legge che poi era di fatto di bilancio per la stessa motivazione per cui utilizziamo, ricordiamoci, no? Quando è stato bocciato la nostra richiesta di referendum sulla riforma Fornero, una delle motivazioni era esattamente quella che, essendo una legge di bilancio, andando ad attaccare anche il bilancio, non si poteva chiedere quello che era un referendum. Bene, oggi salta fuori la stessa problematica, no? Perché come se prima non si poteva modificare, adesso sì. Sta di fatto che adesso c'è un bel buco di bilancio, però io questo è devo essere sincero, un mio pensiero, perché devo pensare che quasi quasi sia fatto apposta. Allora, ci fermiamo un attimo perché abbiamo in collegamento radiofonico Alessandro Morelli. Qualche minuto di attesa, io procedo in quello che stavo dicendo. Eccoci. Alessandro, buonasera, benvenuto. Ciao, benvenuto. Ciao ragazzi, grazie per la disponibilità che sempre dimostrate da volontari e l'attaccamento che oltre alla Lega logicamente avete per la nostra radio, quindi ovviamente. Insomma una radio che è una grande famiglia. Molto, è vero, sì, è tutto. Ti puoi fermare qualche minuto in più dei soliti attacchi? Certo. Molto bene. Allora Alessandro, te eri presente alla manifestazione di ieri, era un argomento di cui stavamo approcciandoci in questo momento, è stata una bella manifestazione, tra l'altro io direi molto ben riuscita, visto l'orario, visto per quanto tempo poco tempo sia stata organizzata, no? Perché certo, insomma... Fede, l'argomento è proprio questo, cioè è stata organizzata diciamo così un po' al volo, però c'è da dire che nessuno si sarebbe immaginato che Milano fosse stata vittima di una situazione come quella che si è verificata venerdì, una situazione causata da una serie di cause che conosciamo perfettamente, che noi cerchiamo di motivare, e lo cerchiamo di motivare tutti i giorni. Lo ha fatto oggi benissimo il nostro senatore capogruppo Gianmarco Centinaio, e lo facciamo noi dicendo che Alfano se ne deve andare, semplicemente perché, come abbiamo detto più volte, era evidente, si sapeva che sarebbero arrivati dei personaggi da mezza Europa, personaggi peraltro assolutamente conosciuti alle forze dell'ordine, e quindi che meritavano non solo di non entrare
all'interno dei confini italiani, ma nel caso in cui, come si è verificato, si sono ritrovati nei centri sociali, dovevano essere espulsi immediatamente. E queste sono le colpe del governo. Altre colpe riguardano quelle del sindaco Pisapia, il sindaco di Milano, di sinistra chiaramente, certo, che sappiamo essere uno che va a braccetto con i centri sociali. Milano ha 30 centri sociali, tanti di questi sono occupanti abusivi peraltro di edifici pubblici, eppure con Pisapia lo sappiamo, insomma questi qua vivono il loro periodo dell'oro, mettiamola così. L'ipocrisia di Pisapia è stata palesata semplicemente dalla settimana scorsa, una settimana nella quale fino a mercoledì Pisapia ha cercato di regolarizzare il Leoncavallo, poi grazie all'opposizione durissima della Lega in Consiglio Comunale siamo riusciti a evitare questa che sarebbe stata l'ennesima vaccata, diciamoci la verità, per quanto riguarda i conti del Comune di Milano, ma soprattutto il rispetto della legalità. E poi la domenica, dopo quello che si è verificato venerdì, è andata a manifestare contro gli antagonisti. Cioè questo, dimmelo tu Federico, tu da banderuola. Da banderuola. Descrivimelo tu, perché questo sembra Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Sì, cioè, è vero. il mercoledì dice regolarizziamo il Leoncavallo e la domenica manifesta contro di loro. È chiaramente un'ipocrisia palese. Peraltro lo sai, l'hai visto, tanti giornali hanno definito, hanno descritto la manifestazione di Pisapia e del PD come una vera e propria movimento popolare, 20.000 persone a pulire Milano. Attenzione, le 20.000 persone probabilmente erano lì indipendentemente da Pisapia, si sono ritrovate nella ennesima banderuola che Pisapia ha fatto, e la dimostrazione è che ieri Pisapia va a San Siro in una bellissima manifestazione del grande capitano Javier Zanetti, capitano dell'Inter storico, e Pisapia tira il calcio d'inizio. Teoricamente deve essere un momento di festa che logicamente deve essere accompagnato dagli applausi di tutti, e invece Pisapia è stato sonoramente fischiato. Quindi quando Pisapia va all'Arci, quando va nelle sue situazioni serene e tranquille, logicamente trova i sorrisi. Quando è in mezzo ai milanesi veri, e a San Siro c'erano un po' tutti, cioè immagino gente di centrodestra e gente di centrosinistra, sicuramente tutti erano contrari a Pisapia. Certo, tra l'altro io aggiungerei una visione di Roberto Maroni, che era stata quella, ma tra l'altro molto tempo fa aveva già detto di sospendere Schengen per quello che era il periodo dell'Expo, ribadito dopo quanto accaduto. Evidentemente dopo i fatti accaduti direi che aveva non ragione. Di più, se in più aggiungiamo che potremmo essere soggetti ad attacchi terroristici, perché comunque l'Expo come manifestazione si presta soprattutto per la visibilità a livello mondiale che ha, si capisce quella che era la richiesta del governatore, si capisce. Caro Fede, guarda, oramai sei leghista anche tu da tanto tempo, sei giovane, molto più giovane di me, ma oramai in Lega navighi da qualche tempo, dovresti oramai anche tu essere avvezzo, affezionato e avere il callo sul fatto che quando parlano i leghisti dopo un po' si dice ma avevano ragione, sì, aveva ragione anche stavolta Maroni, aveva ragione tanti anni fa Bossi riguardo ai temi dell'immigrazione, oggi ha ragione Matteo Salvini quando appunto lancia le sue iniziative, e poi dopo qualche tempo ci si rende conto e si dice però Salvini aveva ragione. Sì, anche in questa occasione perfettamente la tua linea è corretta, Maroni aveva ragione, ma la colpa di Alfano è doppia, perché oltre a non aver deciso una cosa molto logica, appunto di sospendere Schengen per un periodo anche limitato nel tempo, logicamente, non ha deciso di espellere i balordi, i delinquenti che erano stati già acciuffati dalla forza pubblica, dalla polizia e dai carabinieri. Cioè nei giorni scorsi c'erano stati degli arresti a parte della forza pubblica, delle forze dell'ordine, di questi personaggi balordi che poi hanno causato quello che hanno causato, ma al posto che espellerli immediatamente, cosa che solo il ministro dell'Interno può fare, facendoli accompagnare dalla polizia direttamente al proprio confine, e invece no, hanno semplicemente fatto una letterina dai prefetti dicendo che questi signori, essendo europei, avevano una decina di giorni, 10 giorni esattamente, per uscire dai confini nazionali. Quindi
evidentemente dandogli tutto il tempo di poter manifestare, bruciare le macchine, disintegrare parte della città e poi adesso bellamente andarsene fuori dalle balle. Questa è la colpa più grave di Alfano, che purtroppo commentiamo solo noi su Radio Padania Libera, con te Federico, con gli altri conduttori di Radio Padania, perché sembra che gli altri giornali, gli altri media in generale, questo tema se lo siano piuttosto dimenticato. Senti, e invece cosa dici sempre riguardo al lavoro, quindi al blocco delle pensioni e la riforma Fornero, no? Una delle famose frasi dette da Monti in questi giorni è stata: se non l'avessimo fatta sarebbe arrivata la Troika. Beh, molto probabilmente non si è visto allo specchio e è lui l'emblema della Troika. Se non ci fosse stata quella riforma, chissà allora cosa sarebbe successo, no? Se il meglio è stato Monti, chissà se non ci fosse stato cosa sarebbe arrivato, no? Ma guarda, francamente che ci sia stata o meno la Troika non ce ne siamo accorti, perché alla fine tutto quello che doveva fare il governo rispetto agli ordini che arrivavano dall'Europa, lo sappiamo, i governi Monti, Letta e Renzi lo stanno facendo, quindi che ci sia la Troika o meno ci interessa poco, francamente. Detto questo, forse sarebbe mi viene da pensare, forse sarebbe meglio la Troika, almeno potremmo dire c'è qualcuno che dall'estero ci impone qualcosa che non vogliamo, ed è una cosa palese, evidente. Invece no, il Partito Democratico riesce, questo è grande bravura di Renzi, questo gli va assolutamente riconosciuto, e noi da Radio Padania lo dobbiamo fare perché è un dato di cronaca oggettivo. Renzi è bravo nel dissimulare il disastro in corso, nel dissimulare quello che appunto riesce a combinare ai danni dei lombardi, dei veneti, dei liguri, dei piemontesi, dei padani in generale, e anche logicamente degli italiani, proprio per come tramite appunto dell'Europa. Questo è un dato di fatto, è un dato di fatto oggettivo, lo vediamo semplicemente anche nella politica estera, no? Cioè Renzi ha portato a casa un risultato che dai giornali, anche tu quando hai letto i giornali, probabilmente quando hai visto che la Mogherini è stata nominata come ministro degli esteri dell'Europa, leggendo il Corriere, Repubblica, qualunque giornalone, sembrava quasi che avessimo vinto, che ne so, lo scudetto, il campionato mondiale della Padania, logicamente, o quant'altro. E invece evidentemente siamo a qualche mese di distanza e non pare che questo ottimo risultato abbia portato poi degli effetti concreti. No, anche perché tra l'altro, se dobbiamo andare a vedere una notizia ANSA di queste ore, è proprio quello che la disoccupazione anche per il 2015 come nel 2016 non varierà fondamentalmente. Ma Federico, ma queste sono balle che voi dite da Radio Padania, non è assolutamente vero, leggete delle ANSE finte, noi lo sappiamo. E invece la disoccupazione è praticamente inesistente, siamo ai livelli della Germania, del Giappone, è vero c'è stato un periodo di crisi, ma siamo in un pieno rilancio, questo è abbastanza evidente, è Radio Padania che dice delle balle. Sì, effettivamente è vero. Io volevo ricordare eventualmente ai nostri ascoltatori che le linee sono assolutamente aperte, quindi se volete intervenire in questa discussione è assolutamente possibile farlo. E allora, parlando invece Ale di una questione un attimino più prettamente lombarda, più tardi avremo ospite Fabrizio Cecchetti, però lasciamo spazio un attimino prima ai nostri ascoltatori, anzi, o meglio, a fatturare un attimino, come dice qualcuno, cioè alla pubblicità. Grazie. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè.
Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Eccoci, siamo tornati qua sulle frequenze di Radio Padania in diretta con Federico Zaffrano e il nostro direttore di Radio Padania Libera, Alessandro Morelli. Bentornato anche te dalla pubblicità. Allora, come dicevo, con noi Fabrizio Cecchetti commenterà quello che è uno degli ultimi dati usciti in questi giorni, e cioè il taglio previsto quest'anno per Regione Lombardia è di 948 milioni di euro, una cifra ancora mostruosa dopo i danni fatti l'anno scorso dal governo Renzi. Quest'anno ovviamente si replica, no? Certo, guarda, ma a questo punto è evidente che Regione Lombardia, e poi magari chiedilo a Cecchetti quali sono le iniziative che Regione Lombardia vuole intraprendere, perché è evidente che questo governo sia un governo che è affamatore riguardo agli enti locali e anche agli enti regionali. Certo. Guarda, io ti dico, Consiglio Comunale di Milano si verifica questa cosa, i famosi 80 euro del governo Renzi che insomma tutti gli ascoltatori si ricordano perfettamente, magari qualcuno meglio per lui li prende pure. Al Comune di Milano, solo al Comune di Milano sono costati 20 milioni di euro. Questo lo dice l'assessore del PD, Partito Democratico, che appunto lamenta il fatto che purtroppo a Milano si dovrà aumentare la tassazione per recuperare questi 20 milioni di euro. Non lo dice il cattivo leghista Morelli, lo dice un esponente, l'assessore del Partito Democratico di Milano. 20 milioni di euro solo a Milano a causa degli 80 euro. Questo vale logicamente per ogni comune, in quota parte evidentemente. Certo. E cosa dobbiamo dire oltre a questo? Basta, penso che sia sufficiente. Eppure ragazzi, quegli 80 euro sono serviti per prendere il 40% alle elezioni europee. Oggi stiamo correndo per una grande campagna elettorale, una serie anzi di campagne elettorali in Veneto, Liguria, Toscana, che ci vedono impegnati, e peraltro regioni nelle quali veramente probabilmente riusciremo anche a dare la scoppola a Renzi, perché se in Toscana come è evidente molto probabilmente vincerà il Partito Democratico, pare che il nostro Claudio Borghi Aquilini riuscirà a superare il 5 Stelle, riuscirà ad ottenere un ottimo risultato, addirittura arrivare al ballottaggio. Peraltro ricordo, per doveroso segno di cronaca, che la Toscana è l'unica regione che va al ballottaggio, mentre in tutte le altre, lo ricordiamo, si vota solo il 31 di maggio. Quindi fondamentalmente Veneto, abbiamo Luca Zaia, che dobbiamo evidentemente riconfermare, il grande governatore sul quale insomma anche Matteo Salvini in questi giorni si sta spendendo molto, e in Liguria abbiamo una lista, la lista Lega, che è una lista molto forte con tanti giovani e nella quale noi crediamo, perché se anche ci fosse un governatore di centrodestra, e cioè il futuro, ci auguriamo, presidente Toti, se la lista Lega prende tanti e tanti voti, poi il Consiglio regionale controllerà il lavoro della Giunta. Certo. Dunque tutti questi argomenti a cosa portano? Molto semplicemente al fatto che il Partito Democratico per vincere le elezioni in Europa ha regalato gli 80 euro, ma quegli 80 euro li stiamo pagando noi tutti quanti, e questo è un dato di fatto, e dall'altra parte che lo stesso Partito Democratico sta massacrando le regioni, le province che non esistono più e che quindi sono già un buco per le regioni stesse, e i comuni che a detta degli stessi esponenti del Partito Democratico vengono affamati e devono aumentare le tasse. Molto bene, allora Alessandro, abbiamo una chiamata, la prendiamo assieme. Pronto? Buongiorno, anzi buonasera, sono abituato a parlare. Sì, buonasera, sono Stefano, magari sono un po' fuori tema, volevo solo dire
Ho ascoltato ieri a Radio Padania il bellissimo intervento alla Camera di Cristian Invernizzi. Sì? L'unica cosa che penso che se per disgrazia, per fortuna, dovesse passare il centrodestra con la Lega, con l'Italicum, la prima cosa che la Consulta farebbe, non aspetterebbe 9 anni, ma abrogherebbe subito l'Italicum e con l'aiuto di Mattarella dovrebbe ritornare alle urne. Questa è la mia premonizione. Non so cosa ne pensate. Buonasera, grazie. Grazie a te. E allora io penso che bisognerà vedere quando poi effettivamente ci faranno votare per quelle che sono, per poi avere un nuovo presidente del Consiglio. Tu cosa ne pensi, Ale? Io ho questa paura. L'Italicum entrerà in funzione nel 2016, nell'autunno del 2016, sì. Quindi molto probabilmente per ancora qualche mesetto le elezioni sono ben lontane. Certo, anche questo è un tema sul quale abbiamo dibattuto molto. La Lega Nord, come sapete, ha fatto la sua battaglia parlamentare. L'Italicum è una porcata, è al di là di una porcata. Altro che il Porcellum, è gran peggio, sul quale vi ricorderete tante polemiche contro Calderoli, contro la Lega Nord, e invece questi si approvano a maggioranza, peraltro una maggioranza assolutamente spaccata, lo avete visto, sì. Lo abbiamo visto, il Partito Democratico non è assolutamente unito su questo tema e purtroppo però ci tocca. Cosa volete farci? Un governo che non è stato eletto da nessuno, peraltro con una legge che è stata dichiarata incostituzionale, quindi da un Parlamento incostituzionale, insomma è tutto un arzigogolo che viene mantenuto grazie a dei presidenti della Repubblica, prima Napolitano, poi Mattarella, che evidentemente sono d'accordo con il sistema europeo. Non c'è null'altro da dire. Federico, mi raccomando, ricordiamo anche il numero, lo 026620 3529, perché è importante che tante voci passino da Radio Padania, perché come sapete Radio Padania è ascoltata anche dal nostro segretario federale e dalle idee, dalle proposte che arrivano dalla nostra radio, poi magari scaturisce qualche buona idea anche per la Lega Nord. Assolutamente sì. Alessandro, noi ti ringraziamo, io e poi a nome di tutti i nostri ascoltatori ti lasciamo ai tuoi impegni di sezione e sì, perché sto entrando in sezione, anzi un auspicio che tanti ascoltatori frequentino, inizino a frequentare le sezioni della Lega, perché è una cosa buona e giusta partecipare. La libertà è partecipazione, lo diciamo attraverso delle sigle delle nostre trasmissioni, e un'altra cosa assolutamente giusta è iscriversi alla Lega Nord. È semplicissimo, basta andare sul sito www.leganord.org e trovare appunto il quadro sull'iscrizione, insomma far parte della nostra grande famiglia. Se no, altrimenti si può sempre passare per il gazebo famoso al quale noi siamo abituati e dal quale non ci scolleremo mai. Va bene, grazie, Alessandro, Federico. Grazie a te per il tanto tempo che ci hai concesso. Bene, io ricordo un altro numero veramente importante, che è quello del codice postale per poter fare un versamento volontario a Radio Padania, che è il 3767 1294, intestato a Radio Padania, via Bellerio 41 a Milano. La causale è contributo volontario. Mi raccomando, perché è importante andare avanti a sostenere quella che è la nostra radio, la nostra voce, che tutti i giorni qua c'è qualcuno che volontariamente si occupa di portare avanti quelli che sono tutti i diversi programmi. Prima di procedere, e qua chiedo di nuovo l'aiuto del nostro regista Roberto, volevo far sentire un passaggio di Pontida, sempre di Roberto Maroni. Correva l'anno 2011, quindi non sono passati tanti anni, ma sono cambiate tante cose. Qua possiamo prendere lo spunto per un paio di discorsi interessanti, ve li faccio sentire subito. Vediamo se il nostro regista ci aiuta. Ok, possiamo far partire il video. Ok, ottimo. Abbiamo fatto 3 giorni fa un decreto legge ancora sull'immigrazione clandestina, che reintroduce le espulsioni coatte, obbligatorie, perché sapete cosa dice l'Unione Europea?
ci dice: caro governo italiano, se trovi un clandestino d'ora in avanti non puoi più espellerlo, devi dargli il foglio di via e chiedergli se vuole andarsene. Non ci sta bene questo. Abbiamo fatto un decreto che ci consente di espellere tutti i clandestini come si faceva prima e come noi vogliamo continuare a fare. E già che ci siamo, abbiamo esteso la possibilità di espulsione immediata non solo per i clandestini extracomunitari, ma anche per gli stranieri comunitari che non sono in regola con le direttive europee. Vogliamo continuare in questa direzione. Abbiamo bisogno di più soldi, i sindaci, la polizia, i carabinieri, che io voglio anche qui ringraziare, uomini e donne che tutti i giorni si impegnano a garantire la nostra sicurezza. Vogliamo continuare e questo grande popolo, il popolo di Pontida, è per noi un sostegno enorme. Io vi voglio ringraziare davvero, alla faccia di tutti i gufi romani che dicevano: a Pontida non verrà nessuno. Guardateli, inquadrateli a questo popolo. È il popolo di Pontida, è il popolo della Lega. È un popolo di barbari, ma di barbari sognanti. Noi abbiamo un grande sogno, la Padania libera e indipendente. Viva la Lega! Eccoci qua, siamo tornati. Ecco, stiamo parlando del 2011, no? Sentite bene quella che era la posizione ai tempi di Bobo Maroni, che ricopriva quella che era la figura del presidente dell'interno, e quali erano le politiche chiare, decise, e che oggi noi stiamo andando a discutere, ma fondamentalmente la soluzione era già stata proposta prima, molto tempo fa, e però, signori, qua adesso ci si ritrova di fronte ancora una volta a raccontarsi cose assolutamente dette, ridette. Noi leghisti le conosciamo da diverso tempo, e che dire di altro? Bravi, complimenti. La prossima volta dedicate più tempo a chi le propone le idee, che magari, se non arrivano da sinistra, sono comunque corrette, anzi forse sono anche più corrette, perché alla luce dei fatti, come dicevo in apertura, oggi c'è stata questa grande protesta degli insegnanti, fondamentalmente, e sì, va bene, però negli anni chi è che ha aiutato a divulgare quella che è un po' la diffusa cultura con la K di sinistra? Sono stati gli stessi insegnanti. Chi è che ha legittimato quindi tutti questi pensieri? Sempre loro. Quindi va bene lamentarsi, però molto probabilmente tanti anni fa, come oggi, era meglio parlare un attimino o meglio, ragionare con la propria testa. Abbiamo una chiamata, la prendiamo subito. Pronto? Sì, pronto, sono Eric della Liguria. Buongiorno Eric, anzi buonasera. Complimenti per la trasmissione. Volevo dire una cosa lì a proposito del problema della immigrazione. Sì. Sentivo qualche giorno fa l'intervista col generale Molan. Sì. Il generale Molan è il generale che è stato preposto dal governo australiano per coordinare il problema che hanno loro degli immigrati dall'Indonesia. L'Indonesia è il paese islamico più grande, no? E il generale Molan ha visto una situazione di 20.000 migranti dell'anno precedente, e quando lui ha preso in mano la situazione i migranti sono stati 150. E
alla domanda al generale Molan come avete fatto a respingere, a contenere questa immigrazione, lui ha detto semplicemente noi intercettiamo i barconi, li invitiamo in mare a fare rotta al contrario, cioè invertiamo le prue certo. in direzione da dove arrivavano. Certo. E poi il generale ha detto anche che lui è molto disponibile a dare dei consigli all'Italia, ad esempio, come fare queste cose qua. Dice che tramite il satellite lui riesce a riconoscere dove sono questi barconi, le navi militari vengono fatte pattugliare nelle acque territoriali e questi barconi vengono gentilmente invitati a girare le prue e ritornare ai paesi di origine. Certo. Questo in poco tempo ha risolto il problema. No, ma effettivamente poi è quello che cioè, o meglio, quello che dovrebbe fare la nostra Guardia Costiera con la Marina, no? Anche la stessa soluzione tanto paventata nella settimana passata da Renzi con l'Unione Europea di addirittura la stessa Gran Bretagna di darci delle navi, però poi dopo loro non ne volevano sapere dell'asilo politico, non è che sia francamente una soluzione, come non è una soluzione di fatto come è strutturata quelle che sono le diverse state operazioni, da Mare Nostrum, Triton, adesso cambia il nome, non cambia la sostanza, no? Molto probabilmente sarebbe meglio, tornando al discorso che facevamo prima, sostituire Molan con Alfano. Noi mandiamo agli australiani Alfano, loro ci danno Molan, non penso lo facciano, però tant'è. Abbiamo un'altra chiamata, la prendiamo subito. Pronto? E buonasera, benvenuto alla Catapulta. Caduto lo scolatore in attesa. Ok, allora niente, la chiamata è caduta. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Federico, sì. Come ti chiami? Federico, corretto. Come mio nipote. Bene. Ascolta, sto guardando Ballarò. Sì. C'è quello della Repubblica, chi è quella persona anziana? Non lo so, io non riesco a vederlo da qui, quindi non sì, so. Lo so, ma te lo dico io. Ha detto che Giuliano Pisapia è un grande avvocato. Per me è più grande Maroni come avvocato. Lo so anch'io. E ha detto che ha fatto una manifestazione che c'era 20.000 persone, sì. Davvero? Allora, come diceva Morelli, sì, certo, è vero, ma erano milanesi normali che sono andati a ripulire quella che era la loro città. Lo ricordo, anche stasera l'ho fatto in occasione di domenica, quando c'era la Catapulta in edizione normale. Un'ora dopo i fatti accaduti in via Carducci c'erano già delle persone per strada a ripulire quella che era la loro città in un gesto di civiltà e di rispetto verso Milano veramente incredibile, ciò che invece non ha fatto Giuliano Pisapia. Chi è al governo? Anche chi è al governo, certo, però ecco, io a questo proposito volevo ricordarti una chiamata che ha fatto una nostra ascoltatrice, sempre domenica, e diceva giustamente, secondo me, che dovrebbe essere Giuliano Pisapia di tasca propria, quindi non con fondi comunali, di tasca propria, a rifondere quelli che erano i danni subiti dalle diverse dal condominio piuttosto che dal negozio, perché di fatto è lui il responsabile della città, no? Adesso usando termini semplici, ecco, questo mi sono spaventato, sono andata a letto perché guarda, sembrava che c'era la guerra a Milano. Purtroppo l'idea era quella. La cosa più grave è che avendo è saltato fuori in questi giorni che questa preparazione è durata più di 2 mesi, cioè questo attacco fatto a Milano ha avuto bisogno di una preparazione lunga più di 2 mesi. Sì, ma lui se era un po' intelligente li mandava via quelli che avevano occupato delle case, che hanno trovato dei... ma capisci che quando hai a che fare con una persona che fa di tutto per poter regolarizzare il leoncavallo, adesso lo utilizziamo il leoncavallo come emblema e non è solo quello, come diceva prima il nostro direttore Alessandro Morelli, sono parecchi di più i centri sociali,
E capisci che non poteva accadere qualcosa di diverso da quanto abbiamo visto, no? Cioè, è ovvio che queste persone qui non è che sono arrivate e si sono ritrovate per caso qua, assolutamente no. Qualcuno gli ha dato una mano. Quando ho visto quel terrorismo, quella roba lì a Milano, c'era giù delle tende, non so se fosse lì dove c'è il Parco Nord, non lo so. Dove dormivano tutta quella gente lì? Non lo so, ma guarda, io ti posso garantire, perché è una cosa che ho visto anch'io, che sono state sgomberate parecchie case dove c'erano queste persone che le occupavano abusivamente in zona Giambellino, per fare un esempio, sì. E dove venivano poi ospitate queste persone, tant'è vero che prima di quanto accaduto ci sono stati degli arresti, però è stato detto, ah no, tanto non ci sono problemi, tolto questo, tolto tutto. E invece così non è, così palesemente non è andata. Sì, ma ho visto che roba, mamma mia. Adesso guarda, tra l'altro manderò un altro piccolo contributo, perché c'è stato un intervento interessante di Nicola Molteni, il nostro parlamentare, che giustamente si chiede come mai alla Lega Nord per la manifestazione Renzi a casa fatta a Roma lo scorso febbraio sono stati chiesti dei soldi come cauzione, mentre invece per queste persone non è stato chiesto nulla. È una domanda che anch'io mi sono posto, penso che è una domanda che qualsiasi leghista che sapeva, era a conoscenza di questa cosa, di buon senso, si era posto, tant'è vero che quei soldi messi lì a tutela della città di Roma di fatto non è stato utilizzato neanche un euro. Qua invece non è stato chiesto neanche un euro, però ci sono stati parecchi danni, cioè è una situazione molto scompensata, no? Come potrai immaginare. Ma proprio voluta da quelli di Milano, guarda. Vedremo un po' come proseguiranno un po' le indagini, immagino ci sia Angelino qualcosa. Alfano mi sembra proprio terrone fascista a me. Chi? Non ho capito, scusami. Te lo dico, ho visto Alfano oggi nel telegiornale. Ma Alfano, poverino... Mi sembra Angelino Alfano, mi sembra proprio un fascista. Fascista, io ho perso sinceramente gli aggettivi in maniera negativa per descrivere quello che attualmente ricopre la carica di ministro degli interni, perché francamente è inguardabile, non è, a mio parere non è all'altezza, è un giudizio strettamente personale, che immagino sì. Tutti condividano, tutte le persone che ascoltano questa radio, ma direi che è assolutamente bocciato, ecco, per non andare a utilizzare altre parole. Federico, di dove sei te? Io sono della io abito a Briosco esattamente. Immersa nel verde della Brianza, nella speranza che questo verde rimanga, che venga tutelato. Purtroppo ma guarda cosa abbiamo qui, mamma mia. Sì. Purtroppo speriamo. Guarda, tra l'altro il io mio ti nipote dico, abita in Austria. bella zona. Federico, ma Sì, guarda, però io ti dico, fortunatamente in regione abbiamo delle persone di buona coscienza, ed è stata approvata una legge regionale che permetterà di non costruire più nelle aree verdi, che rimarranno completamente verdi. Sì, ho sentito anche quello. Fortunatamente la buona politica esiste ancora ed è Lega Nord. Abbiamo un'altra chiamata, la prendiamo subito. Pronto? Pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, sono Vittoria dalla provincia di Imperia. Buonasera Vittoria. Io l'altro ieri sera sentivo il telegiornale di Duna TV, la TV satellitare ungherese, sì? E dicevano che il governo italiano ha dichiarato che quest'anno verranno 200.000 clandestini in Italia. Anche di più. Sì. A noi non ce l'hanno detto, ma l'Ungheria lo sapeva. Sì, insomma, purtroppo riguardo a questo fatto ne esistono tante diciamo versioni. A me quella che fa più paura, e sinceramente quella che potrebbe essere anche realistica, è quando l'ISIS o comunque anche ministri degli esteri parlano di anche più di 200.000 persone pronte a prendere questi barconi per partire per le coste italiane. Naturalmente, ma questo è, diciamo così, il messaggio ufficiale del governo, sicuramente hanno detto il governo italiano. Certo. Beh, ma si sa, qui la stampa quindi sarà l'Alfanino là.
Qua la A stampa... proposito, Alfano, che comincia per Al, non sarà un cognome arabo? Non lo so. Sta di fatto che le politiche le fa sicuramente più per loro che non per i cittadini dello Stato italiano, che invece si ritrovano a lottare. Però riguardo sempre a quello che sono le tematiche di informazione, io vorrei ricordare quello che è stato fatto qui in radio, e cioè che Ballarò ha mandato un servizio dicendo: questa è Radio Padania, di un ascoltatore che ha dato degli aggettivi forti sicuramente a questi clandestini che arrivano sulle coste. Però a parte il fatto che non ha mandato la parte poi successiva, però io sinceramente quello che ha detto quella persona io lo capisco, perché oggi tante persone che si sono trovate in difficoltà economica e che lo Stato gli ha voltato le spalle, così non è stato per queste persone, così facendo una dei tanti risvolti che poi ha portato questa politica è proprio quello di alimentare, di fomentare quella che è la tensione sociale già ad altissimi livelli, purtroppo, per il periodo economico congiunturale che stiamo vivendo. Ma a maggior ragione se lo Stato uno Stato, adesso prendiamo lo Stato italiano, potrebbe essere lo Stato del paese Pippo, ok, qualsiasi cosa, non si occupa dei propri cittadini, questa cosa è grave. Ed è purtroppo una cosa che gli si ritorcerà un giorno contro. Gli si ritorcerà. Purtroppo queste sono le cose che noi viviamo tutti i giorni, giornalmente. Adesso, come dicevo, sul libro di oggi, come dicevo prima, 9.000 profughi da piazzare in 100 per ogni provincia. Cioè, e signori, e qua i soldi per chi c'era prima? Dove sono? Cioè allora ritorniamo a quello che diceva il nostro ascoltatore, pur non utilizzando gli stessi aggettivi. Io francamente quella forma di protesta veramente la capisco, perché magari questa persona si è ritrovata un familiare esodato, cassa integrato, sono finiti i fondi per la cassa integrazione straordinaria, insomma, la situazione non è assolutamente facile e lo Stato di sicuro non aiuta. Abbiamo un'altra chiamata, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera carissimo. Che voce soave. È tutto il giorno che ti sto ascoltando, insomma, tra un mestiere e l'altro, non sempre. Quando esco alla radio sulla macchina, eccetera. Stasera mi andava e intanto vi ho ascoltato fino adesso. Ottimo. Ecco, comunque, ascolta, io ho letto oggi su Libero Quotidiano che danno una notizia che sembra che Salvini si metta con Alfano in una regione, mi pare, dunque aspetta che vado a vedere, se vuoi ti leggo quello che ho scritto. Forse la Liguria? No, adesso non mi ricordo bene perché l'ho condiviso su Facebook. Dunque, dove vanno insieme alle regionali. Guarda, sto cercando l'articolo che ho qui davanti anch'io, Libero, per darti una mano, e vediamo un attimino se riesco a trovare al volo quello che tu mi stai raccontando. Nel Libero Quotidiano internet purtroppo non ce l'ho, o meglio dovrei andarlo a cercare, Qual era la tua perplessità? No, niente, ti volevo leggere quello che ho scritto io, quello che ho risposto io su Libero. Sì. Non credo una parola finché non sia dalla sua bocca, di Salvini ovviamente. Certo. Italiani, vi piace questo schifo di mondo così come è governato da Renzi e dai vari rossi di mafia capitale? Leggi che dissacrano gli italiani onesti e difendono i ladri, l'assassino, il delinquente, eccetera, eccetera. Dei disgraziati di Piazza Milano alla manifestazione dell'Expo? Bene. Non votate Lega, non è il vostro posto. Io, Matteo Salvini, l'ho sentito in diretta anche stamattina su Radio Padania Libera, unica
che dia notizie vere senza ombra di dubbio. Ha detto tutto e tanto, come nel suo stile, ma niente di ciò che ho letto qui. Strategie politiche se le fa, segno che è cosa da fare. Io credo in Matteo Salvini, Luca Zaia il nostro presidente, gruppo Maroni presidente, Regione Lombardia, Lega Padania, sempre, comunque. Una dichiarazione Bye di amore bye. eterno, una dichiarazione fondamentalmente. Cosa? Una dichiarazione di amore eterno, una dichiarazione. Ah sì, questo guarda, non credo a niente. E poi io lo sento a volte anche in radio gente che entra e dice non metterti con questo, insomma la politica sappiamo che è anche compromesso, se Assolutamente è sì. a fin di bene, io sono di questo parere. Assolutamente Dunque se ci si fida di una persona o ci si fida È o vero, no, è vero. a parte che il mio carattere non ho mai amato le mezze misure e forse questo è un difetto, lo riconosco, perché purtroppo lo so che bianco e nero dentro fuori, questa è la mia legge di vita, forse sarà per questo che Certo. ho pochi amici, però meglio pochi che mal accompagnati, come dico. È vero, è vero, è vero, hai assolutamente ragione. E adesso, visto che tu hai nominato Regione Lombardia, lasciamo spazio al vicepresidente del Consiglio regionale Fabrizio Cecchetti, che è qui con noi per innanzitutto commentare questo nuovo dato su Regione Lombardia e che è stato già l'abbiamo già tirato un po' in ballo con Alessandro Morelli. Pronto e buonasera a Cech. Buonasera, grazie ancora per essere qui. Ciao a tutti. Buonasera, come va Cech? È rientrato da Consiglio regionale? Sì, sono rientrato in questo momento, però stiamo facendo un collegamento, sono per strada, diciamo, non sono... Bene, grazie ancora per... Magari sentirete un po' di rumori. Fa Soprattutto niente. ho sentito che ha segnato il secondo gol a Juventus, dalle urla, che ho sentito un po' dalle case. Sì, da interista, tifoso del Barcellona, insomma, vabbè, contento che perde il Real, però dallo stesso tempo non sono tanto contento che vinca la Juve. Va bene, a parte queste cose. Allora, parlando invece di quello che ci siamo magari già detti in precedenza, allora un dato importante lo lascio presentare bene a te, che è quello del taglio che verrà effettuato dallo Stato centrale nei confronti di Regione Lombardia, che è esattamente check di... Si tratta di 950 milioni di euro, circa quasi 1 miliardo di euro. Una che cifra è un veramente numero importante. che ormai abbiamo già raccontato, che ci ha già raccontato il nostro assessore al bilancio di Regione Lombardia Massimo Garavaglia. È un taglio che subiamo dal governo Renzi. Per il 2015 Regione Lombardia avrà questo taglio che è pesantissimo, perché poi si ripercuote sui servizi che noi non riusciremo a dare ai cittadini lombardi. La cosa più grave è che tocca per quasi la metà il tema della sanità, per 150 milioni circa al trasporto pubblico locale e il rimanente sulla formazione e sulla scuola. Insomma, dei punti fondamentali per la Lombardia e per i lombardi che per colpa di questi tagli del governo centrale creeranno sicuramente molti problemi nel 2015. Certo. Questo lo ricordiamo e lo diciamo perché a questo punto la decisione del Consiglio regionale della Lombardia di avere portato avanti l'idea di fare un referendum sull'autonomia per chiedere più autonomia, più risorse al governo centrale, credo che diventi assolutamente doveroso. È sacrosanto. Il ragionamento è sempre partito dal residuo fiscale. Ogni anno Certo. la Regione Lombardia regala 50 miliardi di euro al governo centrale. Il residuo fiscale sapete benissimo che è la differenza tra quanto Regione Lombardia, tra quanto una regione versa allo Stato centrale e poi quanto lo Stato centrale
spende in servizi direttamente su quel territorio. Insomma, la differenza tra quello che noi diamo e quello che poi ci ritorna, tanto per banalizzare e capire al meglio. Ebbene, ogni anno la Regione Lombardia perde 50 miliardi di euro. A questo si è andato ad aggiungere questo miliardo, quasi un miliardo, che il governo Renzi ha pensato di tagliare a Regione Lombardia nel 2015. Questo, come ripeto e come abbiamo detto, è la parte fondamentale per aver deciso di portare avanti questo referendum che è stato votato il 17 febbraio e che si farà a breve, probabilmente fra qualche mese, però l'importante è appunto che ci sia la possibilità per il popolo lombardo di esprimersi in maniera forte e decisa su un tema così importante. Certo. Saranno i lombardi, sarà il popolo lombardo che deciderà con questa consultazione se vuole essere più libero, se vuole essere più autonomo, ed è il primo passaggio. Poi è chiaro che l'idea, il punto fondamentale sarà poi l'indipendenza della Regione Lombardia, perché io credo che davanti a una situazione come quella in cui ci troviamo ogni giorno, sia i lombardi che la politica lombarda ad affrontare, non ci sono molte soluzioni. Io do 2 o 3 dati riguardanti la crisi che ormai ha colpito in maniera fortissima anche la nostra regione. Sono circa 16.000 le aziende che hanno chiuso dal 2009 al 2014, piuttosto che il numero dei disoccupati ormai ha toccato quota 500.000, ci sono 500.000 lombardi che in questo momento non hanno il posto di lavoro, altro che le riforme del governo Renzi. Esatto, la verità è che Regione Lombardia non può più essere il bancomat dell'Italia, non può più risolvere il problema di tutta l'Italia, ed è tempo che i lombardi e la Lombardia pensino prima di tutto alla propria gente. Certo, quindi tra l'altro non è una scelta, è un dato che viene dettato dall'egoismo, ma dal buon senso. Esatto. E quindi su questo io credo che nei prossimi mesi vedremo, una volta che si deciderà la data di questo referendum, vedremo chi si schiererà per la libertà e per il futuro della Lombardia, per il bene dei lombardi, e chi invece deciderà di dire no, noi dobbiamo continuamente aiutare gli altri, quelli che magari non rispettano le regole, quelli che in tutti questi anni hanno creato dei buchi enormi e che poi noi siamo sempre andati a ripagare. È tempo di dire basta, e io credo che questa grande occasione di questo referendum sia un passaggio fondamentale per il futuro di tutta la Lombardia. Certo, tra l'altro io aggiungerei che tutti questi dati che te hai appena dato, Cech, sono tutti dati che stridono un po' con quello che viene poi raccontato dal PD, perché allora da una parte tagliano 950 milioni di euro, poi dicono che 30 milioni per un referendum sono tanti, parlano di ripresa economica quando invece quella che è sempre stata la locomotiva fondamentalmente a NASPA naviga a livello economico a vista, perché non ci sono più certezze che lo stesso governo centrale non riesce a dare. E tant'è vero che dalla famosa ripresa di posti di lavoro e quant'altro che te dicevi, che siamo quasi a 500.000 persone inoccupate in Lombardia, si dica ah no, ma c'è la ripresa del lavoro, e poi oggi leggiamo questa ANSA che sia per il 2015 che per il 2016 non ci siano movimenti con segni positivi per quello che è l'occupazione. Beh, c'è qualcosa che effettivamente cozza. Sì, ma anche nei giorni scorsi l'Istat ha dato i numeri, nel vero senso della parola, e ha dato un'altra fotografia di un'altra perdita di posti di lavoro, non solo in Lombardia ma in tutto il paese Italia. Dall'altra parte arrivano le notizie che vengono fornite dal governo Renzi, dove invece dicono che ci sono circa 70.000 nuovi posti di lavoro rispetto all'anno scorso nello stesso periodo. Noi la verità è che quando andiamo tra la gente, i mercati, quando partecipiamo alle trasmissioni televisive ci sono i telespettatori che chiamano da casa, quando si parla a Radio Padania Libera e ci sono un sacco di ascoltatori, magari non solo leghisti, che si lamentano, che chiedono la possibilità di poter lavorare, bene, la sensazione non è quella che dice il governo Renzi, ma quella che dice l'Istat, e l'Istat non è della Lega Nord, intanto per intenderci. Certo. Quindi è una situazione sicuramente che qualcuno vuole camuffare. Sono le bugie, ne ha dette tante Renzi,
ne continua a dire, io spero che la gente nei prossimi mesi capisca, l'avete visto anche ultimamente sulle decisioni sulla legge elettorale, un tema che non è che ci abbia molto appassionato, non è che mi appassioni più di tanto, perché credo che la priorità più importante sia proprio il lavoro. Certo. Ebbene, il governo Renzi ha fatto una legge elettorale che è una legge fascista da ogni punto di vista, è una legge che di fatto non darà la rappresentanza a tanti movimenti, volevano le preferenze, poi di fatto passeranno tutti capilista, e soprattutto è una legge elettorale, essendo una legge elettorale, quindi le regole del gioco, a casa mia le regole del gioco le si decide tutti insieme. Invece questo è riuscito a non, oltre all'opposizione che si è schierata contro questa legge, ribadisco, fascista di base, e ha perso anche all'interno del suo partito. Quindi ribadisco, non era una legge come tutte le altre, è giusto che ci sia una maggioranza e un'opposizione, ma si parlava di regole del gioco, e sulle regole del gioco questo ha fallito totalmente. Quindi questo procede in questo modo. Questo era l'esempio della legge elettorale. Potremmo parlare dell'immigrazione, guardate cosa sta facendo il governo sull'immigrazione, 170.000 clandestini, perché fino a prova contraria, ricordiamo, sono clandestini e non profughi, come qualcuno ci vuole raccontare nelle barzellette, e poi ti dicono no, ma va tutto bene. Notizia proprio di ieri che il Viminale, quindi Alfano, ha chiesto alle prefetture, quindi agli enti locali, alle nostre comunità, di ricevere altri 9.000 clandestini che sono arrivati, che stanno arrivando e che non sanno più dove mettere. Ragazzi, non si può andare avanti così e far finta di nulla e poi andare in televisione a dire che va tutto bene, che sta ripartendo l'economia, che tutti stanno meglio e che la situazione migliora sempre di più. E tra l'altro la battuta che viene facile è quella: dovremmo aprire la porta delle nostre case. Motivo in più per prendere una posizione netta, forte, come Lombardia, come Lombardi. Questo sarà un appello nei prossimi mesi a tutti i lombardi, al di là se uno non è della Lega, chi se ne frega, se di destra, se di sinistra, fai quello che vuoi, ma per la prima volta devi ragionare da lombardo, devi ragionare con la tua testa e pensare che con più libertà, più autonomia, i lombardi, tutti i lombardi, quelli di destra, quelli di sinistra, quelli di origini meridionali, quelli che arrivano dall'estero, ma che lavorano, pagano le tasse, rispettano la nostra legge, bene, con più autonomia e libertà staranno sicuramente meglio di come stanno in questo momento. Sì, assolutamente d'accordo, sottoscrivo quanto tu stai dicendo. Tra l'altro, riguardo a quello che è il lavoro, tu ti sei occupato ultimamente di una grossa catena di distribuzione che sta preventivando, diciamo, perché non ci sono ancora tutte le cose ben chiare, lascerà a casa molte persone, a differenza di quanto qualcuno sta parlando dell'Ocean in questo caso, quindi i centri commerciali. Anche in questo caso la Lega è da 20 anni che dice che i centri commerciali non vanno assolutamente bene, che noi dobbiamo difendere il piccolo commercio e i negozi di vicinato per 1000 motivazioni, ma una su tutte è il fatto che questi grandi centri commerciali, tra l'altro questi gruppi francesi, sono arrivati qui, hanno assunto le persone per lavorare, hanno fatto tutto quello che hanno fatto, ovviamente hanno ucciso non solamente loro, ci mancherebbe, tutti i centri commerciali, i piccoli negozi, il piccolo commercio. Ora entrano in crisi perché ci sono tanti centri commerciali, troppi centri commerciali, e questo comporta il fatto che la crisi sta ammazzando queste realtà che sono costrette a chiudere e a lasciare a casa i lavoratori. Si parla di centinaia di persone nel centro commerciale Ocean di Pisano Boscone, ma presto probabilmente questa crisi colpirà altre zone, ahimè. Questo è solamente un esempio, perché ormai tutti i giorni, e l'ho detto fin dall'inizio, la nostra priorità è il lavoro e combattere la disoccupazione, ma purtroppo in Regione Lombardia la crisi e le aziende che stanno fallendo sono ormai all'ordine del giorno. Prima ho citato quel numero veramente mostruoso, cioè 16.000 piccole e medie imprese
chiuse nel giro di 4 anni, e poi queste catene, queste aziende più grosse che sono in crisi e che ogni giorno, un giorno sì un giorno no, preannunciano licenziamenti, chiusure, mobilità e cassa integrazione. Ecco, anche su questa cosa qua non ci siamo. La Regione Lombardia può mettere una pezza, ma ci vuole un intervento di un governo in questo caso, che invece di pensare a queste cose pensa appunto ad aiutare i clandestini e non i nostri lavoratori. Purtroppo la situazione è seria e va affrontata, i problemi vanno affrontati, probabilmente a Roma non hanno capito di questa situazione. Certo. Appello ai lombardi per aprire gli occhi. Certo, no, assolutamente d'accordo. Jack, io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, e visto che non sei ancora arrivato a casa non te ne voglio rubare assolutamente altro, anche perché immagino che oggi la giornata sia stata parecchio lunga, Sì, quello sicuramente, abbiamo iniziato presto questa mattina. Sì. Comunque grazie a te, complimenti, Grazie. Ovviamente teniamo duro su tutta la linea, e buona serata. Vabbè, ritornando al calcio, non dico niente, Juventus sarà al Madrid, spero che vinca domani sera il Barcellona, e soprattutto che i lombardi vadano a votare il referendum per essere più liberi. È veramente importante. Grazie. Quello. Grazie a te, Jack, grazie mille. Bene, allora abbiamo sentito quella che era la voce del vicepresidente del Consiglio regionale lombardo. Uno dei modi che potrebbe sicuramente essere quello per rimpinguare le casse dello Stato sarebbe quello che noi proponiamo, anche quello da parecchio tempo. E ricordiamolo che da domani sarà disponibile andare a firmare nuovamente per l'abolizione della legge Merlin, cioè quindi quella di far tornare regolari, quindi legalizzate le, definiamole così, case chiuse. In Italia si pensa a un introito, nel caso in cui potessero essere aperte, di svariati miliardi di euro che potrebbero andare a finanziare ad esempio un'iniziativa di cui parla sempre il nostro segretario federale Salvini, che è quella degli asili nido, ad esempio per tutte le famiglie, no? Quindi un asilo nido gratis potrebbe essere sovvenzionato con questi fondi, ma veramente tante altre cose. Quindi è veramente importante andare a iniziare a firmare. Se non lo si farà in questi giorni nei comuni, ricordiamolo, sarà possibile firmare nei gazebo che verranno fatti il 15 e il 16 di questo mese, durante tutte le piazze dove verranno organizzati i gazebo dalle sezioni federali. E aggiungo un'altra cosa: sarà l'occasione magari per parlare con quelli che sono i responsabili o comunque i militanti, i sostenitori di quella della sezione, e perché no fare la tessera per la prima volta, oppure anche per rifare la tessera della Lega magari dopo qualche tempo che non la si faceva più. Insomma, i motivi per poter passare dai gazebo nelle prossime settimane sono veramente tanti. Io tra l'altro adesso volevo ricordare un attimino, c'è una chiamata, la prendiamo subito e poi vi dico cosa volevo ricordarvi. Pronto? Sì, pronto? Buonasera. Buonasera, mi chiamo Fabio. Buonasera Fabio. Io ho chiamato semplicemente per una cosa: ho visto su internet il comizio stasera di Matteo Salvini a Bolzano. Sì. E la piazza era strapiena. Io sono contentissimo di questo, perché a Bolzano poi non so se neanche esisteva la Lega, perché sono posti difficili già di per sé, con anche la rivalità coi tedeschi. Io spero, se Matteo mi sta ascoltando, che si riguardi, che si circondi di gente innanzitutto fidata, perché io dello Stato italiano non mi fido. Non vorrei che gli facessero qualcosa innanzitutto di brutto, e poi che si circondasse di gente che poi lo tradisce in puro stile italiano. Ecco, Matteo, riguardati e stai attento, perché sento che faranno qualcosa. Ecco, spero di sbagliarmi,
ovviamente, spero di essere smentito e spero che tanti milioni di persone gli coprano le spalle. Tutto qua, grazie. Grazie a te per l'intervento. Sicuramente chi gli copre le spalle sono tutti i sostenitori e tutti i militanti della Lega Nord, che vedono in Matteo Salvini una nuova figura pronta a dar voce a quelle che sono le loro forme di proteste, però sicuramente dovremmo fare i conti con quello che potrebbe capitare, perché conoscendo quella che è la giustizia italiana ad orologeria, come qualcuno la chiamava, sicuramente qualcosa accadrà, però io non ho paura, perché come abbiamo sempre detto noi della Lega, sempre in battaglia, sono cose che ci aspettiamo, e quindi va bene che arrivino, abbiamo la forza per superarle come abbiamo fatto. Abbiamo un'altra chiamata, la prendiamo subito. Pronto? 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 Sì, buonasera. Buonasera, chiamo da Genova, sono Mimmo. Buonasera Mimmo, Intanto buonasera. tanti auguri a Salvini e a tutta l'organizzazione qua in Liguria per vincere la regionale qua. Sì, speriamo e volevo chiedere informazioni sulle feste della Radio Padania. Se organizzate qualche cena qui a Genova. Lì dipende dalle sezioni e dai militanti che la organizzano, è assolutamente aperto, non è un problema, qualsiasi persona può, di buon cuore, di buona volontà, può assolutamente organizzare la radio, ci si mette d'accordo chiamando qui con la segreteria della radio e magari con la sezione, in questo caso genovese, e preparare una cena, se non è magari già stata messa in calendario. Io stesso con l'Andrea Villa, un altro conduttore qui di Radio Padania Brianzolo, stiamo organizzando la cena per la Brianza, quindi non è detto che dobbiamo essere io o il Villa, conduttori di Radio Padania, a organizzare queste cose, anzi ben venga che ci siano persone come te interessate ad organizzare questi eventi, perché comunque servono a finanziare quella che è la nostra radio, quella che è. Pronto? È caduta la linea, niente, vabbè, comunque la risposta direi che l'ha ricevuta. Io non so, magari chiedo aiuto qui al regista se ci sono delle cene magari da pubblicizzare a breve. No, ce ne sicuramente sarà qualcuna. Era previsto il prossimo pranzo in data 9 maggio a Vigevano, ma è stato poi spostato e non so se ufficiale o meno, comunque in linea di massima sarà fatto questo, che dovrebbe essere il prossimo pranzo, entro il mese di maggio. Poi notizie più precise saranno ufficializzate nei prossimi giorni. Comunque questa era la prossima tappa, so che ce ne sono altre, però il calendario preciso io purtroppo non ce l'ho. A metà giugno c'è la nostra della Brianza, quindi calma, sangue freddo, che è già stata calendarizzata, la stiamo organizzando. Però ecco, tornando invece a eventi che si stanno organizzando legati in questo caso al Movimento Giovani Padania MGP, venerdì sera, quindi questo venerdì 8 dalle 19:30 ci sarà il Ticinesi Beer Party, diciamo sull'onda di quello che abbiamo già organizzato noi in Brianza all'incirca un mesetto fa. Sono eventi legati alla promozione delle birre locali, anche in difesa dell'ennesima tassa messa da Roma, una maggiore accisa sulle birre, che va a colpire soprattutto i microbirrifici, perché non hanno la struttura per poter riorganizzare magari una politica di prezzo, e anche il fatto che questi microbirrifici nella maggioranza dei casi sono tutti stati fondati da ragazzi giovani che cercavano tra virgolette un nuovo inizio, una nuova attività in questo campo, un'attività molto interessante, molto bella, che oggi si trovano a fare dei conti insomma con questa nuova tassazione, e anche per la tutela del chilometro, dei prodotti a chilometro zero importanti, insomma fatti in maniera genuina, quindi buona, senza cose strane o particolari. In questo caso, quindi, dopo l'evento Brianzolo che abbiamo fatto noi a Giussano, ci sarà venerdì 8 maggio
dalle 19.30 e poi con DJ set dalle 22.30 al Caffè Corallo di Via Verdi 1 a Mesero, organizzato dai ragazzi dell'MGP Ticino. Quindi chi è di quelle zone oppure volesse venire, assolutamente non si faccia problemi, ci troverà là tutti. Verranno indicate quelle che sono le nostre proposte anche dal punto di vista amministrativo, perché abbiamo presentato diciamo dalla scia di questi eventi delle mozioni, degli emendamenti che sono stati presentati via via in diversi consigli comunali per tutelare quelli che sono i nostri prodotti a chilometro zero. Soprattutto adesso ricordiamolo che il tema cardine dell'Expo è proprio quello della nutrizione, quindi del cibo di qualità genuino. Ecco, noi viviamo in Lombardia, almeno io, poi magari qualche ascoltatore del Veneto, Piemonte, Emilia e pian piano anche più giù, che ormai Radio Padania è diventata una radio ascoltata ovunque. Quindi andiamo a mantenere quelle che sono le qualità, perché se c'è una delle cose buone che l'Italia ha è proprio quella del cibo. Altre cose no, però indiscutibilmente invece quello che è la tematica del cibo è assolutamente, direi, non trova rivali da nessun'altra parte del mondo. Un'altra cosa che oramai in chiusura volevo ricordare è, visto che siamo in periodi di dichiarazione dei redditi, è il codice D13 per dare il 2 per 1000 alla Lega Nord. Ecco, un'altra cosa veramente importante che serve per mantenere vivo il nostro movimento dopo l'ennesima cazzata fatta dal governo Renzi, cioè quella di eliminare così drasticamente i finanziamenti ai partiti che andavano anche comunque a tutelare quella che era la democrazia. Almeno io la vedo così. Magari tanti soldi venivano sprecati, ma tanti servivano insomma per tenere viva la fiamma della democrazia. Bene, allora cari signori, noi siamo in chiusura. Io vi auguro una piacevole continuazione di serata. Spero che questa ora e mezza in mia compagnia sia stata gradevole. Io vi lascio con una canzone e vi do appuntamento domani mattina, che ripartono quelli che sono i programmi di Radio Padania dalle 6 con Sammy Varin, il mitico e grande Sammy Varin. E poi noi ci sentiamo non domenica questa, domenica prossima, perché domenica non dovremmo esserci. Sì. Allora, a voi la canzone e una buona serata, una buona nottata a tutti quanti. Grazie, buona serata.